la parola all'onorevole Catuni, che non ha certo bisogno di presentazioni. Buonasera a tutti e non voglio annoiarvi. Voglio solo dire che in questi 2 giorni abbiamo avuto il piacere di sentire politici, economisti, uomini di cultura, di più estrazioni, di più parti, di più idee, di idee diverse, ma tutti quanti hanno detto una cosa, che è giusto dire che dobbiamo andare avanti non come partito, perché non si sono espressi sul partito di Rotondi, sul partito della Democrazia Cristiana. È giusto andare avanti con quelle idee che hanno governato per 50 anni l'Italia. Ma hanno precisato diversi parlamentari ed ex colleghi, hanno precisato una cosa: bisogna avere il coraggio di parlare, il coraggio di dire quel che ci siamo detti noi oggi qui, il coraggio di dirlo e di dirlo anche a gente di governo e di dirlo comunque in giro per tutta l'Italia. Questo ci ha incoraggiato su una strada che è quella di non chiudere qui questo dibattito, ma sentire nelle varie regioni italiane che cosa ne pensano altri cittadini, altri politici, altri economisti, altri professori, altri uomini di cultura, per sapere se fondamentalmente questa strada che ci ha indicato questi 2 giorni è una strada giusta. Io credo fondamentalmente che questa la si possa fare e penso di poter annunciare delle prossime tappe, delle tappe in cui ci vedranno presenti nelle varie 20 regioni, ma diciamo già giusto per non avere sempre quell'idea, sì, sono parole che si dicono ma non si fanno, dire delle date precise. Ettore, cortesemente, se noi vediamo, abbiamo pensato di farla nel Lazio il 18 aprile, in Veneto a Vicenza il 16 maggio, Puglia, Taranto il 30 maggio, Piemonte, Torino il 12 giugno, Lombardia a Milano il 13 giugno, a Palermo il 27 giugno, per poi proseguire, ma queste sono date che, come vedete, sono date anche ravvicinate, perché vogliamo arrivare brevemente a poter dire la nostra, a poter dire se l'Italia ci aiuta, se l'Italia ci segue, a poter dire, signori, quel che è stato fatto nei 50 anni di governo della Democrazia Cristiana era una cosa giusta e forse vorremmo tornare anche oggi a tanto. La parola all'onorevole Rotondi.